Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Far West a Giarre nel Catanese, un pregiudicato esplode 11 colpi di pistola all'esterno di un chiosco di 3 punti, ferito un carabiniere. Il raid sarebbe legato a vecchi rancori tra l'aggressore e il titolare del bar. L'uomo è stato arrestato. Notte agitata anche a Catania, scooter in fuga contromano in pieno centro travolge un turista francese. L'uomo è ricoverato al Cannizzaro con una serie di fratture, si cerca l'autore. Naufragio del Baesian, oggi al Policlinico di Palermo iniziati i primi esami sui corpi di 4 vittime del naufragio. Intanto il recupero del relitto costerà 15 milioni di euro. Giallo a Ragusa, dove una giovane donna è stata trovata morta in casa. Si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause della morte. 2 gli indagati. Abbattere le liste d'attesa o subito a casa. Nuovo ultimatum del governatore Schifani ai manager della sanità pubblica, mentre vengono completate le nomine dei nuovi direttori amministrativi e sanitari siciliani. Ultimo giorno di agosto, Palermo continua ad essere invasa dai turisti, bilancio più che positivo per il capoluogo siciliano, ma gli esercenti lamentano poco decoro e pulizia per accogliere i vacanzieri. Calcio siciliane, tra ultimi colpi di mercato e campionato. In Serie B il Palermo prepara l'esordio in casa con il Cosenza, in C il Catania attende al Massimino il Benevento, Messina sconfitto dalla Cerignola. Bentrovati, in primo piano lo avete sentito, Far West a Giarre nel Catanese, dove ieri sera un pregiudicato ha esploso 11 colpi di pistola all'esterno di un chiosco. È stato ferito un carabiniere. Arrestato l'uomo di 50 anni. Il raid, a quanto pare, sarebbe legato a vecchi rancori proprio tra l'aggressore e il titolare del bar. Ma ci dice tutto Marco Carli. Un carabiniere ferito e un pregiudicato arrestato. È il bilancio della sparatoria avvenuta in un chiosco di 3 punti, una frazione di Giarre, nel Catanese. I fatti: un uomo che si era recato al chiosco insieme al figlio, alla moglie e alla nuora avrebbe aggredito il titolare del bar per vecchi rancori. Il gruppo ha lasciato il luogo poco prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati dal titolare dell'attività. Mentre i militari raccoglievano le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltavano i testimoni, l'uomo è tornato sul posto alla guida della sua auto e dopo aver rallentato la marcia improvvisamente ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, esplodendo 11 colpi contro i militari e i presenti davanti al chiosco, ferendo in modo non grave alla testa il vice brigadiere dei carabinieri, che è già stato dimesso dopo le cure del caso dall'ospedale di Giarre. Da quel momento è scattata una caccia all'uomo. Il pluripregiudicato, un 50enne attualmente agli arresti domiciliari e fuggito in auto, è stato individuato grazie anche ai sistemi di videosorveglianza e fermato mentre percorreva la strada a piedi fra Piedimonte e Giarre. Si chiama Giuseppe Marchitto del Popolo. Era stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco, danneggiamento aggravato e violenza privata ad inizio 2023 col fratello Daniele. Sono tuttora in corso da parte degli investigatori le ricerche dell'arma utilizzata dal malvivente. Notte agitata anche a Catania, uno scooter in fuga contromano in pieno centro travolge un turista francese che adesso è ricoverato con una serie di fratture all'ospedale Cannizzaro. Indagini per risalire appunto all'investitore. Tonino De Mano. Di Catania ha visto ben poco e purtroppo non ricorderà monumenti e piazze, ma l'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato in ortopedia dopo essere stato falciato da uno scooter. Tibia, perone, clavicola e 2 costole fratturate per un turista francese di 48 anni, la cui vacanza è stata bruscamente interrotta ieri intorno alle 23:15 in via Bicocca, a pochi passi dalla questura di Catania. È in questa stradina che l'uomo, in compagnia di un gruppetto di amici, è stato falciato da un ciclomotore che procedeva a velocità sostenuta ed in contromano. Sembra che gli occupanti del mezzo a 2 ruote avessero scippato una passante nei pressi di via Manzoni e fossero a sua volta inseguiti da un altro scooter. Una corsa sfrenata in pieno centro che si è conclusa nel modo peggiore, visto che a rimetterci è stato un turista che ha avuto solo la colpa di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale, che hanno avviato accertamenti sul ciclomotore rimasto a terra sul luogo dell'incidente. Resta da capire se è oggetto di furto e chi eventualmente si trovasse alla guida. Un grave fatto di cronaca che riporta alla mente l'aggressione dello scorso anno, quando un turista polacco rimase gravemente ferito durante una rapina nella centralissima piazza Stessina.
Montesicoro. Episodi che purtroppo si ripetono, colpendo al cuore una città che di notte non brilla certo alla voce sicurezza. E ci sono reazioni di sconforto dopo questo ennesimo episodio di cronaca avvenuto in pieno centro a Catania. Gli operatori turistici dicono Catania non è sicura, servono più controlli. Ancora Tonino De Mana. La sicurezza è al 50% riguardo Piazza Università. E il resto? Il resto in mano di Dio. Questo ristoratore catanese non le manda a dire e chiede, quasi sconfortato, un maggiore controllo delle forze dell'ordine. È un risveglio amaro, non solo per il malcapitato turista, ma anche per la città che ancora una volta balza agli onori della cronaca per intollerabili episodi. Un danno d'immagine non indifferente e che mette in difficoltà persino le guide turistiche. Terribile quello che è successo e anzi auspichiamo che i responsabili siano assicurati alla giustizia con una pena esemplare. Questo chiediamo, una pena esemplare ma chiediamo soprattutto all'amministrazione che collabori con noi professionisti del turismo nel mettere a nostra disposizione risorse e protezione del territorio. Rincara la dose il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Un fatto che rende ogni politica turistica soltanto velleitaria, incoerente, incongruente ed è paradossale anche che tutto questo avvenga a pochi passi dalla sede del municipio, dalla questura di Catania. Non solo questo fatto grave, ma ieri sera sono stato in centro ed è paradossale vedere che alcune macchine erano posteggiate all'ingresso dell'area pedonale di via Cruciferi, che il Castello Ursino non era assolutamente illuminato e che una pattuglia dei vigili urbani non era assolutamente presente se non l'auto messa lì accanto al Castello Ursino vuota. Servono maggiori controlli, più uomini, telecamere e magari qualche accorgimento, specie nelle ore notturne. Prendono di mira il singolo, noi di solito giriamo con gruppetti e il gruppo fa un po' la forza, cioè non ti si avvicina al malintenzionato quando hai un gruppo intorno, è più raro. È stata sentita per oltre 2 ore dalla Capitaneria di Porto che indaga sul naufragio del Baesian Rosalia Orlando, titolare di un cantiere che la notte del naufragio, per cui sono finiti, ricordiamo, sotto inchiesta in 3, ha assistito alla tragedia costata la vita a 7 persone. Gli investigatori vogliono chiarire soprattutto se la vela non era stata ammainata perfettamente, aggravando quindi l'instabilità della nave. Oggi intanto al Policlinico di Palermo sono iniziati i primi esami sui corpi di 4 vittime del naufragio. Si tratta del banchiere Blumer, dell'avvocato americano Morvillo e delle rispettive mogli. Le autopsie verranno precedute da una TAC. Intanto per il recupero del relitto ci vorranno 15 milioni di euro e non meno di 2 mesi. Ancora cronaca, andiamo a Ragusa dove una giovane madre è stata trovata morta in casa. Si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire appunto le cause del decesso. Intanto ci sono 2 persone indagate che sarebbero proprio vicine alla donna. Veronica Barbarino. Omicidio colposo, morte a seguito di un altro reato ed omissione di soccorso. Sono queste le accuse a carico di 2 persone indagate per la morte della 31enne Nadia Fiammetta. I fatti risalgono al pomeriggio del 25 agosto scorso, quando qualcuno ha allertato il numero di emergenza unico a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una persona uscita da una casa del centro storico di Ragusa. All'interno dell'abitazione, nella camera da letto, la giovane donna era già deceduta all'arrivo dei soccorsi e dei militari dell'Arma, assenti segni di violenza. Nadia era originaria di Vittoria, ma viveva a Ragusa ed era mamma di una bambina. Da quanto si evince dai social, emerge una figura molto fragile. Adesso, ha scritto la madre, hai trovato la serenità che ti è mancata in questi anni. Ti toccherà capire cosa sia successo in casa quel giorno e saranno anche gli esiti dell'autopsia, che verranno consegnati entro 90 giorni, a chiarire le cause della morte, se tempestivi soccorsi potevano salvarla e la eventuale presenza di sostanze estranee alla normale nutrizione. E parliamo adesso della sanità siciliana. Mentre arrivano le prime nomine di direttori sanitari e amministrativi a Palermo e a Catania, arriva un ultimatum da parte del presidente della regione Schifani: abbattere le liste d'attesa o manager subito a casa. Manlio Viola.
Governo regionale pronto a cacciare i manager di ASP e ospedali siciliani se le aziende sanitarie non raggiungeranno gli obiettivi fissati, a cominciare dall'abbattimento delle liste d'attesa. E questo vale anche per i direttori sanitari e amministrativi, non solo per i direttori generali. Secondo ultimatum in 3 giorni da parte del governatore Renato Schifani al sistema della sanità pubblica, troppe cose non vanno e devono essere sistemate. Il primo ultimatum è di giovedì scorso, quando Schifani ha ribadito quanto già messo nero su bianco dall'assessorato alla sanità, ovvero che entro lunedì 2 settembre i direttori generali devono procedere alle nomine dei loro direttori amministrativi e sanitari senza aspettare le indicazioni della politica. Così a Catania arriva Tamara Civello per la direzione amministrativa, Giuseppe Angelo Reina per quella sanitaria e a Palermo Ignazio Del Campo per l'amministrativa e Antonio Levita per quella sanitaria. Mentre di nomine ne mancano ancora una decina in giro per la Sicilia, le scelte fatte soprattutto a Catania però agitano gli autonomisti. Nella sanità etnea non ci sono più uomini di Raffaele Lombardo e questo creerà certamente qualche ulteriore tensione nella maggioranza. Ma Schifani va avanti, bisogna sistemare le cose e il governatore ribadisce che ci sarà un monitoraggio trimestrale e i provvedimenti di rimozione potrebbero scattare anche senza attendere la scadenza di contratto. Oggi ultimo giorno di agosto, tra Controesodo e Ponte i fari sono puntati sullo stretto di Messina. Questa mattina la situazione era tranquilla agli imbarchi per la Calabria, mentre è polemica ancora sul ponte e sul cosiddetto decreto spezzatino. Francesco Triolo. È l'ultimo weekend considerato ad alta intensità per il traffico da Controesodo, eppure sulle strade siciliane, soprattutto a Messina e ai traghetti per la Calabria, le code sono state molto limitate, almeno nella mattinata. Qualche rallentamento in autostrada, soprattutto in prossimità dei caselli, ma nulla di più. A Messina il traffico da Controesodo viene gestito senza particolari problemi. Sono 8 le navi in linea delle compagnie private che riescono a gestire il flusso delle auto in partenza senza grandi difficoltà e senza attesa. La coda delle auto che devono imbarcarsi non è mai andata oltre il Serpentone e non ha influito sul traffico cittadino, nonostante la presenza dei vigili urbani che presidiano tutto il tragitto dall'uscita dell'autostrada. Come sempre in occasione di esodo e controesodo torna d'attualità il tema del ponte sullo stretto. L'ultima polemica è quella del comitato invece del ponte, che ha presentato un esposto denuncia alla Commissione europea contro quello che è stato definito il decreto spezzatino, cioè la norma che prevede la possibilità di approvare il progetto per la realizzazione del collegamento stabile anche per fasi costruttive. La risposta della Stretto di Messina è arrivata a stretto giro, l'appalto è e resta unitario e tenuto conto della complessità dell'opera, la sua esecuzione non potrà che avvenire gradualmente e per fasi con riduzione dei tempi e dei costi, ha affermato l'amministratore delegato della società Pietro Ciucci. Dicevamo che anche il mese di agosto sta per concludersi, ma Palermo continua ad essere invasa dai turisti. Bilancio più che positivo per il capoluogo siciliano. Marco Gulla. I numeri continuano a premiare Palermo, siamo a fine agosto e nonostante l'estate sia ormai ai titoli di coda, il capoluogo siciliano continua ad essere meta di tantissimi turisti, italiani e stranieri. Ho visto un turista che mi ha fatto piacere in quanto ho visto molti giovani e quindi già questo fa capire che questa città è una delle città più sicure in Italia. Qui siamo davanti alla cattedrale, un fiume di gente attraversa Corso Vittorio Emanuele, foto, selfie e vacanza che prosegue a oltranza. Diciamo è una bellissima città, certamente la Sicilia fa parte del sud, quindi comunque tutta l'Italia è bella, nella parte sia quella del nord, centro-nord e via dicendo, è tutta bella. C'è però un elemento che ingrigisce la bellezza della città. La spazzatura come Napoli, quella veramente il sindaco dovrebbe provvedere, perché con tutti questi turisti che ci sono è impossibile camminare per le strade così. Alberghi e B&B ancora sold out, non sembra nemmeno il 31 agosto. Meglio le ferie, insomma, tra fine agosto e settembre? Sì, e soprattutto a Palermo, viva Dio.
Tanti turisti, ma si dice poco soddisfatta Doriana Ribaudo, vicepresidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che parla appunto di Palermo, di un'estate sottotono dopo un inverno mediocre che ha spinto tanti titolari in centro storico di pubblici esercizi e non solo a confronti continui. Tante le proposte emerse, oltre al disappunto per la mancanza di decoro, servizi e pulizia, come abbiamo sentito sottolineavano anche alcuni vacanzieri. E cambiamo argomento, ha lasciato il centro cuore Morgagni di Pedara l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che è stato colpito da un infarto lo scorso 11 agosto. Al momento si è trasferito nella residenza Santissimo Salvatore di Via Grande, riprenderà gradualmente la sua attività. Il primo con i sacerdoti, il primo incontro sarà con i sacerdoti il prossimo 13 settembre in seminario. In seguito potrebbe partecipare al convegno ecclesiale diocesano del 18 e del 19 settembre al santuario di Montpilieri. E noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio, con gli ultimi colpi di calciomercato che si è concluso e poi naturalmente con le siciliane, il Palermo e il Catania, che sono pronte a giocare in casa tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio con il Palermo all'ultimo giorno di mercato, che è riuscito ad ingaggiare l'attaccante francese Ledouaron. E invece per quanto riguarda il campionato, domani i rosanero giocheranno in casa contro il Cosenza. Sentiamo. Dal mercato, proprio all'ultima curva, è arrivato l'attaccante francese Ledouaron, centravanti che arriva dal Brest, duttile e con voglia di fare bene anche in Italia, dopo aver raggiunto la Champions League assieme alla sua ormai ex squadra. Con la saracinesca del mercato ormai chiusa, è tempo solo ed esclusivamente di campo. Domani al Barbera per il Palermo c'è l'esame Cosenza. Rosanero, che arrivano dall'importante vittoria a Cremona, cercheranno di dare seguito al successo ottenuto grazie al gol di Insigne. Alessio Dionisi pensa ancora a mischiare le carte. Alcuni giocatori che hanno riposato a Cremona dovrebbero essere riproposti dall'inizio, mentre chi è stato spremuto di più potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. La certezza è il modulo, il 4-3-3. Qualche problema fisico per il turco Bania, che potrebbe non essere della partita. Le condizioni del difensore sono da valutare. Insigne, rinvigorito dal gol di Cremona, va verso una maglia da titolare, anche se Apois conserva delle chance di giocare. Bruno ritorna dal primo minuto, mentre sulla sinistra dovrebbe essere confermato Di Francesco. In difesa sarà confermata la coppia Ceccaroni-Nicolau. Al Barbera domani, inizio alle 20:30, previsti circa 25.000 spettatori. E adesso la Serie C, poker di colpi nel finale del mercato per il Catania. Arrivano altri due attaccanti, un centrocampista e un difensore. Organico adesso completato e bisogna lasciare la parola al campo. Lunedì al Massimino arriva il Benevento. Marco Carli. Un Catania nuovo che esce dal mercato con un poker di acquisti. In ordine di ufficializzazione, l'attaccante Matteo Stoppa nel 2023-24 ha indossato la maglia della Samp e quella del Catanzaro, disputando in giallo-rosso i play-off per la promozione in A. Trascorsi importanti in C con Vicenza e Juve Stabia. Triennale per lui. 2 anni di contratto con opzione per la terza stagione invece per il difensore centrale albanese classe 2001 Ertion Jega. 1 anno con opzione per il secondo invece per Francesco De Rose, centrocampista, pupillo di Toscano. In carriera ha conquistato 5 promozioni, 4 delle quali dirette e con l'attuale mister rossazzurro in panchina. 1 anno più opzione anche per Roberto Inglese, classe 91. Nel corso della carriera l'attaccante ha realizzato 79 reti, 38 delle quali in A, in cui ha vissuto 6 stagioni. Così il direttore sportivo del Catania Faggiano è stato capace, nonostante le difficoltà conosciute, di completare comunque l'organico e di sfoltire in parte con le partenze di Di Carmine al Trento e De Luca risoluzione. Ora la parola passa al campo, che già ha fatto vedere qualcosa di buono nelle prime uscite senza tutti gli ultimi nuovi acquisti. Col Benevento lunedì ci sarà spazio per qualcuno di loro. Mercato di attesa in casa Messina. I giallorossi sonderanno i giocatori svincolati. Le caselle dei 23 in lista sono piene. Sarà probabilmente tolto qualche giovane per inserire degli over svincolati, appunto, soprattutto in attacco.
4 operazioni del Trapani. In granata sono arrivati il terzino Amedeo Benedetti del Benevento e il portiere Andrea D'Angio dal Sorrento, società quest'ultima a cui il Trapani ha dato in prestito il portiere Alessio Pozzi, ceduto anche il difensore Francesco Benassai al Campobasso, sempre con la formula del prestito. E il Messina è stato sconfitto ieri sera in Puglia nella seconda giornata di campionato di Serie C. Giallorossi superati 2-0 dal Cerignola con i gol realizzati da Cuppone e Capomaggio. Sergio Colosi. Messina ingenuo, volenteroso, ma rimandato dopo la sconfitta in Puglia contro un'audace Cerignola solida e talentuosa. Il 2-0 per i gialloblu premia la squadra più forte che ha ampiamente meritato la vittoria. In classifica si ritrova a punteggio pieno. Si aspettano le giocate di Cuppone e Salvemini, ma la difesa peloritana regge fino al disastro del minuto 20. Su un pallone vagante quasi innocuo, Rizzo ci mette tanto del suo e Krapicas fa il resto, con Cuppone al terzo centro che intuisce di poterlo mettere alle spalle dell'ex Cerignola. Nella ripresa il duello tra i due si rinnova in area giallorossa, ma questa volta lo vince il portiere. Messina non pervenuto in attacco, Pedicillo prova qualche giocata, Anatriello dopo la gloria all'esordio si marca da solo e Petrungaro al Monterisi è spettatore non pagante. Tocca al subentrato Salvo sfiorare il pareggio, ma la deviazione di Saracco è decisiva. Al minuto 35 Capomaggio al rientro da titolare firma il raddoppio con un destro che supera Capricas, il cui esordio va presto dimenticato, così come l'intera prestazione dei suoi compagni. E con questo servizio noi ci fermiamo. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. Grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete che ritorna più tardi alle 20. Intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata.